Una giornata importante è quella di oggi a Mestre per diffondere la cultura della protezione civile e della sicurezza del nostro territorio. Tanti ragazzi impegnati in questa esercitazione e tanti anche i volontari impegnati che hanno dato una mano e hanno spiegato ai ragazzi le procedure per stare in sicurezza e da adottare in caso di emergenza. Un grazie a tutti i partecipanti e cercheremo di allargare questo progetto per insegnare ai ragazzi le situazioni di emergenza e come gestirle. È stato veramente un banco di prova per testare il nostro piano di emergenza innanzitutto e soprattutto per coinvolgere i nostri studenti e studentesse nel caso appunto di calamità naturale come in questo caso. È andato tutto bene, anche le condizioni meteo che insomma sono state incerte fino alla fine ci hanno permesso di sviluppare tutto il piano emergenziale, compreso anche l'atterraggio dell'elisoccorso. Ed è stato soprattutto un effetto sorpresa per gli studenti, ecco, loro non sapevano nulla fino a stamattina quando poi insomma, è iniziato il piano di emergenza con il suono dell'allarme. Ecco. Sicuramente per loro hanno modo di mettersi a confronto con chi è veramente in prima linea nel soccorso e quindi può essere un incentivo affinché facciano parte di queste associazioni e quindi del volontariato. Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha aderito al progetto promosso dalla Regione del Veneto Scuola Sicura che si è svolto oggi all'Istituto Luzzati di Mestre. Come Comune di Venezia siamo stati ben lieti di partecipare a questa attività e abbiamo coordinato tutta quanta la parte di gestione della logistica e dell'organizzazione delle postazioni e del posizionamento dei mezzi delle forze che sono intervenute e siamo stati presenti con 16 volontari che hanno aiutato anche a garantire la sicurezza delle attività che si sono svolte sia prima nella scuola in occasione dell'esercitazione sia poi qui con l'incontro che è stato fatto in plenaria con gli studenti che hanno partecipato alle attività. Quella di oggi è stata anche un'occasione per far conoscere agli studenti il mondo della protezione civile, il sistema della protezione civile che vede come componente fondamentale quella del volontariato e noi speriamo questa sia stata anche un'occasione per far avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e della protezione civile.